Il numero di famiglie che chiedono questo tipo di servizio è aumentato e questo è un fatto importante sul quale occorre riflettere. È pronto a ripartire a Chiavari, ampliando il suo raggio d'azione per una situazione di difficoltà alimentare che coinvolge sempre più soggetti, il servizio di distribuzione del pane invenduto. Da questa settimana i volontari delle associazioni di volontariato che firmeranno nelle prossime ore la convenzione con il comune, Anteas, Caritas, Baliatico e Banco Alimentare, si occuperanno di raccogliere i prodotti da forno il venerdì sera, prepararli e ridistribuirli la mattina successiva. Tutte le operazioni si svolgeranno negli spazi messi a disposizione dai frati Cappuccini di Viale Tapani. Le associazioni, convenzionandosi, si sono accordate per fare tutto. C'è Anteas, che è CISL, sono coloro che vanno con il camioncino apposito, autorizzato a ritirare tutto il pane, poi a distribuire materialmente alle famiglie saranno, come l'anno scorso, il Baliatico, il Banco di Solidarietà e la Caritas diocesana. 2 volontari per ogni giorno di distribuzione. Un'altra novità è che il giorno di distribuzione non sarà più il venerdì, ma sarà il sabato, dalle 8 alle 10 del mattino. Tra le novità di quest'anno c'è la supervisione del comune di Chiavari che, oltre a firmare la convenzione con tutti i soggetti coinvolti, mette a disposizione il materiale per il confezionamento del pane raccolto e coordinerà l'attività di distribuzione alle famiglie e alle persone in difficoltà segnalate dai servizi sociali. Ancora una volta è importante la collaborazione dei panifici e delle pasticcerie cittadine. I panifici che attualmente aderiscono, ma non è detto che debbano restare solo loro, se qualcuno si vuole aggiungere non fa altro che chiamare in comune e noi organizzando, siamo noi gli organizzatori, quindi noi li mettiamo in contatto. Gli attuali sono il panificio merenderia di Corso Dante, il piombo di Viale Millo, al forno di Corso Garibaldi, non solo pane di via Piacenza, Balin di via Rivarola, Barbieri di piazza Cavour e la pasticceria Copello di via Martiri della Liberazione.